Ciccarelli presenta Giorgia Moll e Carlo D'Apporto. Eccomi qua, sono Agostino, commesso viaggiatore. Buongiorno, Agostino. Buongiorno, signorina. Posso raccontarci una barzelletta? C'è uno che telefona e fa: pronto? C'è mia sorella? Dall'altra parte rispondono: chi parla? E lui fa: sono suo fratello. Sì, carina. Adesso ce ne racconto un'altra, tanto da introdurre l'articolo. A scuola il maestro dice agli alunni: ditemi, chi è il personaggio che vi ha colpito di più? Uno fa: Cesare, l'altro Napoleone. E tu, Pierino? Fa: a me il personaggio che mi ha colpito di più è stato mio papà quando ha visto la pagella. È bella? Sì, è bella. Come l'articolo che ci presento oggi, una nuova lucidatrice. Ci interessa? Dipende. Come funziona questa lucidatrice? Funziona così. Guardi, le spatole sono strussianti, così, e roteanti, così. Ah, una lucidatrice normale. Del più, perché funziona 24 ore su 24. È autolucidante. Consuma molta energia? Dipende dalla forza del soggetto. Me la fa vedere? Sono molto curiosa. Eccola qua. Ma queste sono 2 pattine. In un certo senso sì. Ad ogni modo di pattine ero sprovvista. Me ne mandi una dozzina. Prezzo? Come da listino. Uno sconticino me lo fa, vero, Agostino? Se me lo chiede così ce li do gratis, con quel facino, quel sorriso, quei denti bianchi e splendenti. Ma come fa? Uso la pasta del capitano, un dentifricio prodigioso. Pasta del capitano è... Pronti? E lui insiste. Provvede subito. Dice che non bisogna esagerare. Basta dire che pasta del capitano è un dentifricio buono, anzi ottimo. Detto! Pasta del capitano è un dentifricio ottimo, che dà denti bianchi e respiro profumato. E tutto d'un tratto il coro! Pasta del capitano.